Quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro cuore? Ma come, mi direte? Dopo aver sentito che i cambiamenti climatici causano un surriscaldamento globale, innalzamento del livello degli oceani, tante specie a rischio di estinzione, ancora eventi estremi con catastrofi che vanno dagli uragani improvvisi alla siccità prolungata, ora gli effetti climatici possono anche avere effetto sul nostro cuore? Purtroppo sì, e in realtà non si tratta neanche di una novità, perché già tanti studi nel corso degli anni hanno dimostrato questi effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro cuore e ora li andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e ho cercato di fare un po' chiarezza su questo argomento. Cominciamo con il citare uno studio pubblicato sull'American Journal of Preventive Cardiology che ha dimostrato come gli eventi climatici estremi siano correlati a un più alto rischio sia di infarto miocardico sia di aritmie. Si pensa che gli effetti negativi sul cuore derivino soprattutto dallo stress e dalla depressione, non soltanto del periodo subito dopo questi eventi estremi, ma che si protraggono anche purtroppo nel tempo. Prima di proseguire però vi invito a condividere questo video in modo che queste informazioni utili possano arrivare a sempre più persone. Grazie. Inoltre questo studio ha messo in relazione la concentrazione delle polveri sottili nell'aria che spesso derivano da eventi estremi come pensiamo agli incendi boschivi con il rischio cardiovascolare. Come possiamo vedere sul grafico, la curva rossa che rappresenta il rischio cardiovascolare aumenta man mano che aumenta la concentrazione delle polveri sottili, fino ad arrivare ad un pericoloso aumento del 2,5% di volte del rischio cardiovascolare. Come spesso capita, sono i più fragili a pagare le conseguenze maggiori, però un recente studio ha voluto mettere in relazione anche i cambiamenti climatici estremi con il cuore degli sportivi. In particolare si è analizzato il caldo estremo e si è visto che, oltre all'ovvia ipertermia, questo può causare anche l'ipercoagulabilità del sangue e gli squilibri idroelettrolitici che possono portare a aumentato rischio sia di infarto miocardico e anche e soprattutto di aritmie cardiache. Ma arriviamo dunque a cosa possiamo fare? Ovviamente in questo video non parlerò di come combattere i cambiamenti climatici, anche se è un tema che ritengo culturalmente fondamentale, ma esula un po' dalle mie competenze. Parlerò di come salvaguardare la nostra salute e, come saprà chi mi segue già da un po', la nostra principale arma a disposizione è sicuramente la prevenzione. Dunque, oltre agli importanti accorgimenti comportamentali come avere una sana ed equilibrata alimentazione, una regolare attività fisica e il controllo del proprio peso corporeo, è molto importante, soprattutto in chi fa sport, sottoporsi periodicamente a dei controlli cardiologici dove si valuterà sia l'elettrocardiogramma ma anche molto spesso l'ecocardio color Doppler, cioè l'ecografia del cuore, che ci permette di vedere lo stato di salute generale del nostro cuore. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e a seguirmi sui miei canali social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti!